Oggi trekking nell'altopiano di Asiago, partenza da Galmarara, arrivo in teoria a Cima 12, sono 7 km e 700 metri di dislivello. Galmarara, la strada è questa, poi prenderemo il sentiero che taglia. Adesso si lascia la mulatteria per imboccare il sentiero fino al Bivio Italia. Un po' di sali e scendi, manca poco arrivare al Bivio Italia. Questa notte ha nevicato, un po' di neve ghiacciata. 12 devo arrivare fino là, Bivio Italia è lì e in fondo un bel po' di foschia. Arrivato a Bivio Italia, adesso si procede per la mulattiera militare fino a Cima 12, quella là in cima. Ora un'ora e 50 da Segnavia. Cinque marmotte lì davanti al sasso, quello piatto. Nel silenzio più assoluto. Resti del comando della 12ª brigata di fanteria austro-ungarica. Si prende il Segnavia 835 per Cima 12, un'ora e mezza. Spettacolare, giornata limpidissima. Il sentiero si fa molto impegnativo, devo appoggiare le mani ogni tanto. Che spettacolo! Ultimi passi ad arrivare in cima alla vetta. Di 1386, veduta la cima più alta del Vicentino. La Val Sugana con i laghi Cardonazzo, Levico, Spizio di Vezzana, Lago Rai, Pai San Martino. Questa qua davanti dovrebbe essere Cima d'Asta. Altopiano. Si riscende per la stessa fino a Galmarara, che è in fondo là, in mezzo alla valle là. Spettacolo, spettacolo proprio. Sentiero di rientro. Per arrivare in vetta da Galmarara sono 7 km e 700 metri di dislivello.
ritorno, invece di fare il sentiero che taglia, faccio la strada militare. Dopo 14 km e quasi 4 ore di cammino, 2 andata e 2 ritorno, sono arrivato alla macchina con una leggera pioggia. Bel giro, duretta. Ciao, alla prossima.